Parliamo di economia, adesso un esempio di integrazione, non di delocalizzazione, ci viene da Treviso, dove un gruppo di imprenditori è riuscito a creare collaborazione e solidarietà con la Bosnia con un testimonial d'eccezione. Una fabbrica per il pellet da riscaldamento in Bosnia e Erzegovina in tempo da record, un anno dalla prima pietra all'inaugurazione di metà aprile. Una storia di integrazione più che di delocalizzazione per abbattere burocrazia e problemi legati al credito. Noi abbiamo creato un modello di sviluppo imprenditoriale tra imprenditori italiani e imprenditori bosniaci, con soldi italiani e soldi bosniaci, con una banca bosniaca che si è prestata e ci ha dato fiducia, cosa che non hanno fatto in Italia, e abbiamo creato in un anno una fabbrica. Questo si può replicare nell'agroalimentare, nelle energie alternative e in tanti altri settori, perché è un modello preciso che può andare bene su qualsiasi tipologia di nuova attività. Poco più di 2 milioni di euro per il capitale sociale, 3 soci italiani principali, 2 veneti e 1 milanese, 9.000 tonnellate di prodotto finito l'anno, valore oltre 1 milione di euro. Giro d'affari che si può amplificare insieme alla produzione in pellet. 30 dipendenti in Bosnia, altrettanti posti di lavoro nel Veneto per la commercializzazione. Una scommessa vinta fatta dalle associazioni di imprenditori La Primavera d'Italia con Federliberi e Union Liberi, con un risvolto anche sociale da proporre ai sindaci. Allora, Colomban, cerco di sintetizzare al volo questi 4 progetti di legge che voi avete presentato. 1. Sblocco immediato dei circa 120 miliardi che lo Stato e gli enti devono alle imprese. Abolizione dell'IRAP. Pagamento dell'IVA solo a incasso avvenuto e blocco di qualunque aumento, e poi c'è anche il social housing, 1 milione di abitazioni vincolate dalle banche vengano date al prezzo di mercato attraverso un contratto di mutuo. In questa maniera, tra l'altro, verrebbero liberati circa 100 miliardi, non sostenete, che potrebbero servire proprio a finanziare il credito alle imprese. Le faccio io una prima obiezione: il neo ministro dello sviluppo economico dice sempre che 2 più 2 deve fare 4, non può fare 8, come dire che i conti devono tornare. Allora, se aboliamo una tassa, ad esempio l'IRAP, ci vuole un'altra entrata che pareggi i conti, o no? Ma glielo dico subito, lo stesso Squinzi, presidente di Confindustria, ha detto rinunciamo ai 31 miliardi, mi correggo, all'anno di incentivi all'industria e abbassiamo le tasse. L'IRAP, le ricordo, è una tassa sull'occupazione e sui debiti delle industrie. Quindi è un'assurdità, è l'unica tassa al mondo che esiste. Cioè noi vogliamo creare lavoro e nello stesso tempo tassiamo le imprese. Cioè, per assurdo, un'impresa che non ha dipendenti, che fa solo trading o finanziaria, paga il 32% di tasse. Un'impresa che ha molti dipendenti arriva a pagare l'80%. E quindi poi ci lamentiamo che c'è disoccupazione. Quindi l'IRAP è una tassa, mi permetta, assurda, che prima la togliamo, prima rivedremo praticamente l'occupazione ripartire. Quindi non è vero che non ci sono i soldi. Le industrie, lo abbiamo detto, tutte le imprese sono disponibilissime a rinunciare a 31 miliardi e sono esattamente il peso dell'IRAP. Sì, tra l'altro ricordiamo che il paradosso dell'IRAP è che più assumi più paghi di tasse, no? invece che essere facilitato. È un marchingegno piuttosto, diciamo, difficile anche da spiegare in 2 parole. Comunque diciamo che tassa, più occupati si hanno, più tasse si pagano. Più tasse si pagano. È proprio un assurdo unico al mondo, unico paese al mondo. Come siamo unico paese al mondo che lo Stato o gli enti non pagano le imprese. Io ho avuto imprese in 28 stati, ma le assicuro che non ho mai aspettato un giorno in più, anzi normalmente ti arrivavano prima dei 30 giorni, questo in tutti gli stati. Noi in Italia abbiamo lo Stato che non paga le imprese, anzi sembra, qualcuno cinicamente dice lo Stato sta aspettando che le imprese falliscano, così non paga più l'impresa, perché quando uno è fallito poi... Ma mi scusi ancora questo, poi passiamo subito agli ospiti. Dove si io avevo sentito di 20-40 miliardi di debiti dello Stato, no, lo Stato addirittura 120 miliardi. Allora, sono 110. Allora, sono 90 solo sulle imprese che hanno più di 20 dipendenti, quindi è stata fatta anche dalla CGA di Mestre un calcolo che è addirittura di 132 miliardi. Le dico però che è abbastanza semplice. Noi abbiamo Cassa Depositi e Prestiti, le riserve della Banca d'Italia che sono 370 miliardi, non sono 3 lire. Quindi lo Stato non vuole pagare subito, perché lo Stato dice io vorrei pagarlo in 3 anni, in 5 anni le imprese. Ci sono imprese che aspettano i soldi da 7 anni, tanto per dire.
Quindi è un'assurdità. Fai anticipare questi soldi dalla Cassa Depositi e Prestiti e tu Stato rimborsi la Cassa Depositi e Prestiti quando vuoi, dopo 3 anni, 5 anni, tanto i soldi sono lì, non è un momentaneo i 370 miliardi di cui parliamo, 240, ripeto, miliardi che sono alla Cassa Depositi e Prestiti, che sono un po' i risparmi degli italiani insieme a tutti i risparmi delle amministrazioni. No, ma non mi faccia parlare di politica perché io faccio l'imprenditore, le premetto. Confapri ha suggerito delle misure a tutti i partiti. Abbiamo messo insieme delle proposte di legge fatte dagli imprenditori, insieme con gli economisti, giuristi, costituzionalisti, tenendo in rispetto le leggi europee. Mi lasci spiegare l'altra importante legge, che è quella del social housing. Ci sono 1 milione di abitazioni vincolate che tengono bloccato un credito praticamente bancario enorme. Ecco, ma ci spieghi questo? Cosa vuol dire vincolate dalle banche, che sono di proprietà delle banche? Sono in sofferenza o incagliate. E ci sono 1 milione di famiglie, quindi 2,5 milioni di persone che vorrebbero avere la casa, che hanno un reddito chi di 400, 600, 800 euro disponibile ogni mese da pagare. Quindi lo Stato garantisce un affitto con riscatto. Che cosa significa? Che le banche svincolano un incagliato di oltre 150-200 miliardi che si renderebbe in 2-3 anni disponibile per l'economia. Quindi questa è un'altra formula per liberare alle banche la possibilità di andare alla BCE e ottenere i soldi a quel 0,75% all'anno. Quindi 30-50 miliardi di ulteriori iniezioni sull'economia. Sono idee economiche, capisce? Ma sono praticabili? Scusate, perché devo chiederlo, certo evidentemente, che sono perché praticabili. esposte così evidentemente allora, hanno non solo le dico che sono inserite come proposte di legge già nella finanziaria, quella che è stata licenziata un giorno, 2 giorni fa, ma adesso stiamo già scrivendo i decreti legge che poi speriamo vengano approvati. Quello che è incredibile è il motivo per cui Grillo ha vinto, ha preso il 25% e nei sondaggi ha ancora il 25%, è che dai libri sulla casta, da anni di battaglie su questo, l'unico che ha fatto un passo concreto, semplice e chiaro, è stato il Movimento 5 Stelle che col famoso colpo di biro ha rinunciato ai 43 milioni di rimborso elettorale, ha rinunciato ai rimborsi dei gruppi a Camera e Senato e ha dimezzato lo stipendio di 2.500 euro. La critica è sempre... Vabbè, però sono poche decine di milioni di euro. Non è vero, perché la cultura dell'esempio, noi quello che diciamo sempre, come Giuliani, che fece la tolleranza zero a New York e partì dai vetri rotti. Allora, banalmente, Enrico Letta ha fatto un errore comunicativo la settimana scorsa, quando è entrato in polemica con Grillo e gli ha detto noi abbiamo tolto il surplus che un ministro parlamentare prende, saranno probabilmente 5 ministri, stiamo parlando di un risparmio di qualche decina di migliaia di euro. E Grillo ha avuto un ottimo buon gioco a dire intanto firmalo Letta, che ha avuto centinaia di migliaia di adesioni su Twitter, e dire intanto fai un decreto, cioè dai un segnale concreto a queste persone che hanno difficoltà, in cui la parte fissa di paga del parlamentare viene dimezzata, in cui non dico magari azzerato completamente perché i partiti tradizionali hanno dipendenti, ma diamo un segnale, dimezziamo per esempio immediatamente il rimborso elettorale e partiamo, perché se no fra 2 anni siamo di nuovo a parlarne, partendo da quelle decine di milioni, andare a individuare, come abbiamo fatto noi, le decine di milioni che si possono risparmiare subito alla Camera, al Senato, al Quirinale, nei ministeri, e tutti insieme vengono fuori che 20 miliardi con cui si potrebbe abbassare l'IRA. Allora Artom, so che abbiamo ancora 2 punti, ma siccome le scrivono Franco Sartori, che un po' anche ci sfida perché dice tanto non gliela leggerete mai questa mail, le scrive, e quindi invece la leggiamo perché è carattere, le scrive che lei sarebbe, insomma ci dice perché invitate Artom, il quale avrebbe cercato di allearsi con Berlusconi, ma siccome non c'è riuscito allora adesso sta con il Movimento 5 Stelle, fatevi dire davvero cos'è successo a Treviso, ce lo dice cos'è successo a Treviso per davvero? Guardi, ne approfitto volentieri, penso siamo stati gli unici, abbiamo in quel momento di campagna elettorale dove la legge elettorale spingeva ad aggregarsi, siamo stati arrivati per 3 giorni, dopo 3 giorni, ma non voglio fare ulteriori commenti, siamo stati noi a dire lasciamo stare Alleanza, preferiamo andare da soli, e infatti non siamo riusciti da un punto di vista politico a fare eleggere nessuno, perché coerentemente abbiamo deciso dopo 3 giorni noi di lasciare quell'alleanza. Da un punto di vista imprenditoriale a Treviso è stato il primo incontro col Movimento 5 Stelle ed è stato
stato molto positivo e concreto, quindi non capisco la cosa della mail, perché, e lì è stata la cosa fondamentale, abbiamo capito che c'era una grande capacità di ascolto e queste leggi che volevamo fare sul discorso dell'economia e delle piccole e medie imprese erano molto simili a quello che il Movimento 5 Stelle aveva a programma per le PMI. E chiudo sugli ultimi 2 punti velocemente. Lo Stato sembra che sia contro di noi. Bisogna cambiare questa prospettiva e per quello che diciamo bisogna mettere decine miliardi di liquidità dove, è il caso della casa che poi si è visto, nel sito del Movimento 5 Stelle Massimo Colombani, il fondatore di Confapri, e David Porrelli, che è un ottimo consigliere comunale a Treviso che adesso dopo 2 mandati è in scadenza, hanno proposto questa legge sul social housing in cui sempre col concetto della garanzia è in questo caso il comune che garantisce la casa di chi è in difficoltà a pagare il mutuo, e in questo caso non ci sarebbe stato il suicidio di quell'ultimo imprenditore. Terzo e ultimo punto, e chiudo, il discorso che bisogna, devo dire obiettivamente grazie all'intuizione di Casaleggio e del Movimento 5 Stelle, di aprire il dibattito sul reddito di cittadinanza. Massimo Colomban, imprenditore, noi l'abbiamo conosciuto tra gli imprenditori del nord-est, diciamo in un'altra veste, ma questa mattina vogliamo occuparci di quella bellissima esperienza che è il Castello Brando e che è una parte del lavoro e della forza imprenditoriale di Massimo Colomban. Chi è che deve mettersi in gioco? Devono farlo anche i privati, e occuparsi di cultura può essere remunerativo? Ma diciamo che io sono per forza ottimista, dopo aver sviluppato diciamo, il mio patrimonio fuori dai confini nazionali, perché per il 98% l'ho fatto fuori dall'Italia, ho investito una fetta importante a recuperare un castello, Castelbrando, che ha 2000 anni di storia, che quindi poi ho rifunzionalizzato e aperto al pubblico. Devo dire che i presupposti di partenza erano molto costruttivi, molto positivi verso i ministeri. Mi aspettavo un 10% di fondi praticamente, di finanziamento pubblico, ripeto il 90% di una botta di milioni di euro li ho messi io, però questo 10% che doveva pagare il Ministero io sto ancora aspettando la metà dei soldi e sono passati più di 10 anni, tanto per cominciare. Avevo un ICI di 15.000 euro, mi trovo con un IMU che è 3-4 volte tanto, quindi quasi 80.000 euro. E quindi anche l'ottimismo, diciamo, se non è sopportato da una costante opera anche di lealtà da parte del governo, perché non si può richiamare gli imprenditori che sono andati all'estero a reinvestire in Italia e poi mancare di parola, e quindi come è il caso dei crediti verso lo Stato, è il caso anche mio, in questo caso di Castelbrando, però per completare una soddisfazione di aver recuperato un 2000 anni di storia, di aver aperto al pubblico un castello che era una fortezza che era appartenuta solo a famiglie nobiliari e che quindi era assolutamente non visitabile dal pubblico, ti dà una soddisfazione. Io poi che ho sempre operato nell'architettura con la Permastilisa, è stata una soddisfazione enorme e ne vado orgoglioso. Volevo chiedere a Colomban una cosa. Faccia lei una domanda o una richiesta al sottosegretario, perché per carità noi siamo fiduciosi quando la sentiamo parlare, poi la conosciamo per essere persona per bene, quindi quando la sentiamo parlare noi diciamo vabbè, ma allora qualche possibilità c'è. Quando sentiamo Letta promettere diciamo qualche possibilità c'è, dopodiché qual è la sua richiesta al sottosegretario? Ma prima di tutto che quando si parlano di contributi anche minimi come il caso mio venga poi lo Stato rispetti i patti, e l'altra cosa importante, sono ottimista, basterebbe mettere in rete praticamente questi patrimoni, quindi fare una rete dei patrimoni italiani come l'ha fatta la Spagna, l'ha fatta la Francia. Voglio ricordare che eravamo il primo paese al mondo col 13% del turismo mondiale, e siamo scesi al 4%, dalla prima posizione alla sesta. Quindi il turismo, che rappresenta 2,5 milioni di lavoratori, 2,5 milioni, una fetta importante, parliamo all'intorno del 10% del prodotto interno lordo agglomerato con i servizi che ci stanno intorno, è un settore importantissimo, direi strategico per far ripartire l'Italia. Quindi parliamo di far ripartire l'economia, non dimentichiamoci il turismo, e il turismo ha un bisogno impellente di essere messo in rete.